Rieccoci a Primus Inter Pares con il sindaco di Mira, Alvise Maniero. Abbiamo già parlato, abbiamo già letto i messaggi, ce ne sono ancora, mi dicono dalla regia, poi andremo a leggerli, ma abbiamo tanti argomenti, tante cose da chiedere al sindaco. Prima della pubblicità, prima di questi semafori, delle domande dei nostri telespettatori, parlavamo dei migranti. Ecco, abbiamo parlato di sicurezza. Com'è la sicurezza? I vigili ci sono, ci vorrebbero altri vigili. Com'è la situazione sotto questo punto di vista per quanto riguarda Mira? È una città sicura, si può vivere tranquilli, si può camminare la sera senza avere l'assillo che qualcuno ti rompa le scatole o via discorrendo? Beh, di certo non abbiamo i problemi di una grande città, non siamo Padova, però dei punti di attenzione ci sono. Allora, intanto la domanda sui vigili. Noi da standard dovremmo avere 4 volte l'organico che abbiamo. Quindi quanti sono i vigili attuali? Ne abbiamo 11, dovremmo averne una quarantina, quindi uno ogni 1000 abitanti. E il problema è che non avete i soldi. Abbiamo il blocco e le assunzioni, anche se non avessimo un blocco non avremmo i soldi, e anche se avessimo i soldi non avremmo, diciamo, gli spazi di spesa, di patto, adesso si chiama in un altro modo, ma certo, c'è un'infinita serie di ragioni per cui non potremmo farlo e non ci viene lasciato farlo, però insomma si può fare molto comunque. Cos'è che si può fare? Allora, la gente chiede sicurezza e ha ragione, com'è che si fa? Lasciamo stare i proclami e diciamo le manovre un po' così mediatiche. I vigili, priorità è averli per strada. Quindi noi abbiamo cercato intanto abbiamo formato un comando, prima era solo un servizio. Questo vuol dire che un corpo ha più autonomia, è più direttamente diciamo controllato dal sindaco ed è un po' più rapido, meno burocrazia. Dopodiché cosa abbiamo fatto? Abbiamo eliminato dal corpo dei vigili tutta una serie di incombenze tipo le verifiche dei domicili e le abbiamo spostate ad altri uffici che le possono fare, lasciando i vigili liberi e concentrati sulla strada. Terza cosa, la tecnologia. Dove non arriviamo col personale possiamo utilizzare gli strumenti. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto direttamente alle forze dell'ordine, quindi carabinieri e prefettura, quali sono gli investimenti che un comune può fare che sono più utili concretamente per le indagini. Ci hanno risposto e sono i controlli delle targhe. Noi stiamo installando in questi giorni, fra l'altro, i primi portali a Mira, altri territori intorno li hanno già, non è certo una novità, ma a Mira è la prima volta. Portali che automaticamente registreranno e controlleranno tutti i mezzi che transitano per le arterie principali, mandando istantaneamente in tempo reale un avviso a carabinieri e ai nostri vigili su tablet. Ci sono delle macchine irregolari. Sospetti, irregolari, persino con l'assicurazione non pagata. Questo, quando succede qualcosa, un atto criminoso, permetterà agli inquirenti di avere tutta una mole di dati su chi è entrato, chi è uscito, dove, eccetera. Questa è sicurezza reale, anche se non si vede, è silenziosa, ma c'è. Assieme a quello poi ci sono anche telecamere di controllo. Nelle altre città o dei paesi importanti queste tecnologie ce l'hanno proprio nelle macchine, cioè i vigili nelle macchine hanno questa tecnologia dove sanno già se l'assicurazione, il bollo e tant'altro è regolare, quindi è una bella cosa quello che state facendo, solo che se la fate nell'arteria principale ci sono anche le altre arterie dove entrano macchine. Bisognerebbe mettere dislocarle un po' dappertutto queste telecamere. Ah certo, è che bisogna iniziare da qualcosa, quindi noi iniziamo da dove c'è il maggiore flusso e fra l'altro in punti che concordiamo con diciamo, l'ufficio tecnico logistico e la prefettura, quindi dove loro ritengono c'è il maggiore rischio. Poi è ovvio che più fondi abbiamo, più possiamo metterne. Noi però già partiamo con 6 varchi, quindi iniziamo a creare veramente un esagono di sicurezza attorno a Mira. Che ampio. E non è male. Fra l'altro, sì, ovviamente, quindi rispetto agli accessi nelle arterie principali. Sulla sicurezza poi c'è anche quella, diciamo, più banalmente stradale, e lì noi stiamo mettendo i primi 2 autovelox di Mira sulla statale Romea, che è la prima strada in Italia per mortalità al chilometro, e purtroppo la stragrande maggioranza degli incidenti sono nel fine settimana e di auto. Quindi incidenti diciamo da villeggiatura, è una follia, cioè persone che muoiono per un sorpasso perché insomma sono un po' stufe di stare alla velocità. Questo sarà un'importante dissuasione, poi però bisogna dirla tutta, sarà anche un'importantissima entrata per il comune, bisogna essere chiari su questo. Non è solo una tassa sull'incoscienza, cioè se tu ti comporti pericolosamente paghi e finanzi direttamente la sicurezza stradale perché metà di quei soldi vanno in interventi sulle strade, messa in sicurezza eccetera. Ma la restante metà andrà a finanziare i servizi del comune, cioè i buoni pasto dei bimbi, i trasporti scolastici, il riscaldamento, tutta la spesa del comune. Questo è anche un indice di come è ridotto un comune a dover ricorrere a queste cose solo per poter garantire diciamo, un minimo di decenza.
No, c'era Nadia al telefono, mi dicono dalla regia. Andiamo a sentire cosa chiede Nadia. Pronto, buonasera signora Nadia, presumo chiami da Mira. Pronto, buonasera. Senta, io volevo dire una cosa. Chiama da Mira, signora via, Nadia. Qua a Martireno sono stati levati via i calzonetti, giusto? Ferma. Abbiamo la referenziata per le case. Signora Nadia, però a un certo punto signora Nadia, sono ancora i calzonetti. Signora Nadia, mi scusi, parla da Mira, chiama da Mira lei? Sì, sì. Sì. Ci può dire la zona dove abita, dato che abbiamo... Via Martireno. Prego signora Nadia, chieda quello che vuole. Sì. Allora io dico questo, siccome hanno levato via tutti i cassonetti, ci hanno dato la differenziata per le case, io la faccio già questa differenziata, però ci sono ancora dei cassonetti su un punto perché ci sono dei palazzi qua che hanno ancora i contenitori perché non hanno ancora i cassonetti, i cosi per le case. Però la gente va a portare, quelli che hanno già i contenitori che fanno la differenziata per le case, vanno a portare i sacchetti, li mettono anche per terra. Questo è brutto vedere queste cose. E poi con la scusa che hanno tirato via i cassonetti, ci sono dei signori che vengono da fuori coi cani, portano i cani qua che abbiamo questo giardino, che c'è dell'erba che è stata tagliata da pochi giorni fa, e quindi fanno tutto quello, i cani fanno la popò in giro e fa brutto vedere perché è una cosa che è indecente. Quindi io dico, come mai queste cose succede in questa zona? Grazie. Non è bello insomma vedere. Io dietro casa mia che c'è... È stata chiara signora Nadia? C'è un po' di verde e ci sono questi cani che vengono da fuori a fare... Signora io Nadia, non trovo giusto insomma che ci sia questo. grazie alla telefonata signora Nadia, il sindaco risponderà immediatamente alla sua richiesta e aggiungo, perché poi girando ovviamente per la città, noi abbiamo mandato i nostri giornalisti a fare delle domande, poi le vedremo ovviamente visto che avevamo il sindaco, ma ha detto che c'è un po', la polizia lascia un po' desiderare a Mira. Allora colgo l'occasione per questa telefonata e prendiamo anche l'altra della scarsa polizia. Terminiamo per il concetto degli autovelox, abbiamo terminato quello lì. Romea, no, l'ultimo aspetto invece erano il controllo del vicinato. Quello è un merito esclusivo dei cittadini, cioè a Mira in particolare è partito da Gambarare. I cittadini cosa hanno deciso di fare? Una pratica comune ma importante. Il primo mezzo di difesa e di sicurezza è la testa, cioè è usare con intelligenza gli strumenti che già abbiamo. Non sono ronde, non potrebbero essere qualcosa di più diverso dalle ronde. Sono gruppi che si organizzano e imparano a tenere d'occhio cosa succede davanti a casa tua, chi sono i tuoi vicini, quali sono gli orari, e comunicare alle forze dell'ordine. Paradossalmente noi abbiamo prima le segnalazioni su Facebook o ai giornali che non ai carabinieri che magari non lo sanno. La scarsa pulizia è quello che ha detto la signora Nadia, che anche degli animali che nessuno pulisce, fanno la popò, come diceva, ecco, vuole rispondere? Sì, certo. La signora Nadia ha colto un aspetto importante di questo momento, che è proprio il passaggio tra i due sistemi. Il vecchio sistema, diciamo, stradale di raccolta rifiuti e quello di adesso che è porta a porta. La signora Nadia, come gli abitanti di via Martireno, sta in una delle zone in cui i cassonetti non sono ancora stati rimossi. Mira è molto grande, per cui è graduale la cosa. Anche davanti a casa mia ho ancora i cassonetti che vanno rimossi e in prima persona posso testimoniare la mole allucinante di abbandoni che ci sono. Questa è una prova ancora maggiore di perché è urgente ed è importante completare il passaggio e perché non possiamo lasciare, diciamo, sistemi parziali. 3.800 cittadini a Mira hanno firmato una petizione chiedendo che noi lasciassimo i cassonetti del verde. Noi abbiamo rifiutato questa cosa prendendoci una grande responsabilità, perché 3.800 persone che chiedono direttamente una cosa, insomma, è degno di grande considerazione. Perché abbiamo rifiutato? Proprio per il motivo che ha descritto la signora. In un sistema porta a porta lasciare i cassonetti in strada porta a questo, cioè che io per non pagare la mia quantità di rifiuti del mio bidoncino vado nei luoghi più strani, in genere i cassonetti, ad abbandonare con quei risultati. Se posso rassicurare la signora, questo sparirà quando noi elimineremo quel cassonetto ed è un processo che è già in atto e prosegue proprio nel territorio. Dove c'è la signora Nadia? Noi stiamo sotto a Veritas, che è la nostra... Io le devo sempre chiedere, lo chiedo a tutti i sindaci, i tempi, perché poi la burocrazia e i tempi italiani sono sempre, sindaco...
se il condominio, che probabilmente è il motivo per cui sono ancora bloccati, risolve, loro entro un mese non hanno più il cassonetto. L'importante però è che decidano, perché in altri condomini è da più di un anno che stanno discutendo, tanto che ci siamo costretti ad azioni unilaterali per levarli. Per levarli via. E per quanto riguarda gli animali, lo sporco che fanno, e soprattutto noi abbiamo chiesto ai cittadini, mi hanno detto che c'è scarsa pulizia nella città, è vero Sindaco? E se è vero, perché? Credo che rispetto ad altri comuni assolutamente sì. Il motivo è sempre che Mira è un comune molto grande e noi dovremmo destinare molte più risorse alla cura del territorio, mentre sono prevalentemente destinate a servizi. Per esempio abbiamo 2 biblioteche che sono un'eccellenza a livello regionale dopo i capoluoghi, e abbiamo l'orgoglio di ospitare studenti e ragazzi di tutta la Riviera che vengono nelle nostre biblioteche. Abbiamo ampliato gli orari di apertura, l'abbiamo potenziate, sono di altissima qualità. Abbiamo un asilo che è modello, che è una cosa fantastica, abbiamo servizi sociali che finanziamo con più di 3-4 milioni all'anno. Mi spieghi perché la città però è sporca? Perché i soldi li mettiamo altrove, quindi dovremmo destinare molti vedere, più... magari trovare 2 netturbini che la puliscono, un giorno o 2 alla settimana. Il piano finanziario di Veritas sono più di 5 milioni, abbiamo molto più che 2 netturbini, solo col sistema era una battuta la mia, sono aumentati di 15 solo. Però è brutto vedere una città bella come Mira, che io la considero uno gioiellino della Riviera, e vederlo, come dicono i suoi abitanti, che non sia pulito. Insomma, credo sia giusto mantenerlo con un decoro come merita, insomma, come sia giusto. Infatti lo spazzamento c'è e anzi abbiamo anche provveduto a verificarlo e a ottimizzarlo, scoprendo vie che non venivano spazzate e che pure pagavamo. Invece la cosa a cui faceva riferimento, cioè lo sporco del cane, diciamo, degli animali, quello è un tema a sé, nel senso che quello viene prima di tutto dall'inciviltà del padrone, e noi ci siamo mossi anche in modo attivo a riguardo. Da qualche settimana un assessore ha avuto proprio la delega specifica alla tutela degli animali. Come si muoverà? Non solo dal punto di vista regolamentare, con dei regolamenti ad hoc che vanno a disciplinare questo, e quindi speriamo anche a dissuadere certi comportamenti, ma anche con interventi specifici nel territorio. Noi creiamo altre 2 aree cani nelle prossime settimane nelle principali frazioni di Mira. Già ne avevamo, ma speriamo che questo aiuti e incrementi la cura del territorio. Che non accadono quello che diceva la signora Nadia. Girando io devo fare l'avvocato al diavolo, girando per Mira mi ha detto: ma Mira, vai a Mira, è un paese morto, non c'è vita, è spento. Allora siamo andati a chiedere ai commercianti cosa pensano di Mira, sentiamo cosa dicono ai microfoni di Dennis. Una città dormitorio, così i cittadini, i residenti, i commercianti di Mira definiscono il comune. Perché? Perché a loro dire sono molti i negozi sfitti, molti quelli chiusi, insomma non si riesce a dare uno slancio commerciale alla zona. Ne vedete qua uno dei tanti, ma anche dall'altra parte della strada, insomma ci sono molti negozi che in questo momento fanno fatica. Qua, centro Mira, completamente abbandonato, l'ha chiuso quasi tutti, non si mai sta investito su scuole. Perciò noi si indotto degli allievi, dopo la terza media qua a Mira, un comune a 60.000 abitanti, 40.000 abitanti scusa, non c'è più una scuola dopo le medie. Parcheggi, centro Mira inesistenti, questo centro qua è in ostaggio dei centri commerciali e alla grande distribuzione. Per i negozi piccoli qui vogliono solo far chiudere. C'è tanta gente che chiaramente va a lavorare fuori, eccetera, eccetera, quindi torna a casa la sera ed è una città dormitorio. Questa sarebbe una piazza pedonale dove passano auto, furgoni, camion. Ci vorrebbero più iniziative, abbiamo tanto spazio che si potrebbe integrare, anche noi siamo sempre stati molto favorevoli, abbiamo chiesto, abbiamo anche proposto tante volte, abbiamo una statale che si potrebbe anche chiudere e si potrebbero creare manifestazioni, eventi, giornate a tema, domeniche, qualsiasi cosa, basterebbe appunto solo che ci fosse la sua collaborazione. L'ultima confusione è con questa raccolta differenziata che sta un po' facendo impazzire gli esercizi, noi in particolare, perché non riusciamo a organizzare cartoni, plastica, lattine, cioè un conto è un'abitazione privata e un conto è in realtà un'attività. Con le date prestabilite, con i contenitori molto piccoli e non sempre adeguati, diventa un po' un problema per noi, ma anche per esercizi tipo ristoranti che hanno in casa materiale che deve essere smaltito in fretta.
Prima ovviamente di rispondere a tutti i nostri intervistati c'è Marino al telefono, mi dicono dalla regia, sentiamolo. Pronto, buonasera Marino, immagino chiami da Mira. Sì, buonasera, io chiamo da Oriago per la precisione. Da? Oriago è una Oriago, sì, non è perché era in bomba, sì. Non lo sento. Prego Marino, prego. Io devo chiedere al sindaco quando si decidono di rendere più agibile, di rendere più adeguata la viabilità nell'incrocio tra via Sabbiona e via Bosco Piccolo, in quanto lì c'è un bar, parcheggiano in maniera indegna e ogni volta uno rischia l'incidente. C'è da considerare che lungo via Bosco Piccolo c'è la scuola sanderiana che quando fa i suoi incontri, Natale, Pasqua, altri eventi, occupa la strada al 50% e lì la viabilità è proprio compromessa del tutto. Io ho fatto più di qualche richiesta, ma è sempre stata vanificata da nessun tipo di intervento. Okay? Poi per quanto riguarda gli escrementi dei cani, io ne ho, pertanto faccio parte di quella categoria, quando in giro si porta i sacchettini, però deve avere anche qualche raccoglitore per poterli lasciare, altrimenti rischi di fare chilometri con i sacchettini in mano, che non è una cosa per tutti quanti. Qualcuno lo fa onestamente, qualcun altro neanche ci pensa e imbratta le strade. Grazie. Questa è un'educazione dal parte del proprietario. Certo, grazie signor Marino. Allora, risposta alla nostra telefonata, sì. E poi una cosa mi lascia impressionante che ho sentito, che abbiamo captato nell'andare, è che non ci sono eventi, non ci sono delle organizzati. Un sindaco giovane come lei dovrebbe, non dico mettere la musica e le luci tutti i giorni, però dovrebbe dar vita a un paese, insomma, invece che avere così l'impressione, conoscendo Alvise, mi sembra uno, insomma, non ci sono eventi che vengono organizzati, proprio c'è questo mortuorio che ci hanno detto tutti, passi per Mira ed è un mortuorio, ma è vero? Quello negli ultimi 40 anni qualunque abitante di Mira le dirà così. E non c'è la possibilità di cambiare tendenza, organizzare manifestazioni, certo. Non dico tutti i giorni, mica tutti i giorni una sagra, però insomma qualche evento simpatico, visto la location che avete, che è straordinaria, la piazza, io reputo sempre Mira bellissima. No, quindi... calma, altro che si può fare. Allora, la risposta a Marino, Marino, ok. No, allora, sull'incrocio dove succedono... Intanto lo ringrazio per la cortesia e per la civiltà con la quale raccoglie diciamo, gli escrementi del proprio cane, questo è una cosa che andrebbe presa ad esempio. È normale, mia moglie ce l'ha, lo prende, è normale, insomma, dovrebbe essere normale da parte di tutti. Non in senso statistico, nel senso che purtroppo la maggior parte delle persone non lo fa, però uno che fa il proprio dovere credo sia la cosa più normale. Bravo Marino. Speriamo sia un esempio contagioso, signor Marino. In giro per la città vedo che tutti hanno il sacchettino attaccato al collare. Se però poi la strada è sporca, vuol dire non tutti ce l'hanno. Però torniamo fatto bene a dirlo. All'incrocio. Allora, quello è un incrocio noto, assieme a quello che ha di fronte appunto al ponte all'altro lato di via Sabbiona, è anche abbastanza pericoloso, abbiamo avuto anche degli importanti feriti lì, quindi degli eventi importanti. Riguardo agli eventi, insomma alle attività che occupano indebitamente la sede stradale, io invito sempre, chiamate i vigili, cioè avvisateci subito. Può essere utile scrivere su Facebook, ma se non chiamate i vigili questi difficilmente arrivano. Vi prego anche, non abbiate il solito scrupolo quando io faccio questa raccomandazione, dicono ma mi sento in colpa a segnalare. Se qualcosa è sbagliato e magari è pure pericoloso, va segnalato, vi prego, non è maleducato un atto di civismo ed è nell'interesse di tutti. Ecco, mi prego. No, l'incidente che ci sono, che l'ha detto quello del bar, poi sì. I commercianti che hanno detto sì. Non ci sono parcheggi, è una città spenta, morta, ci sono molti negozi sfitti, ma qui credo che il sindaco possa far ben poco, visto oggi, e si dedicano molto spazio ai centri commerciali e tant'altro. Allora, calma. Qui però, quello che ha detto, io sto ripetendo. La voce del popolo è la voce di Dio, lo dicevano anche i romani, però poi bisogna anche partire da dei dati. E lei? Ok, allora parcheggi. Noi abbiamo eliminato le strisce blu, vuol dire che fino a un anno fa, i parcheggi erano a pagamento, bisognava pagare e i commercianti erano giustamente molto contrariati da questa cosa. Non appena il contratto è scaduto, l'avevamo ereditato da chi ha amministrato prima di noi abbiamo eliminato la cosa, quindi ora i parcheggi sono gratuiti e regolati al massimo con il disco orario, quindi semmai li abbiamo aumentati, ecco, i parcheggi.
Sicuramente saranno pochi e Mira la sua urbanistica, non è che possiamo reinventarla diciamo in 2 giorni. Chi 40 anni fa ha avuto la possibilità di progettare una città e ha completamente cubato infinite aree che erano a campi, mirando solo a fare il massimo della speculazione, e fra l'altro è stato pure perseguito in sede giudiziaria per cose di questo genere, ha la responsabilità di questo. Noi dobbiamo cercare di gestire con quello che abbiamo. I parcheggi sono quello, grandi centri commerciali. Noi abbiamo respinto 3 o 4 offerte diverse che abbiamo ricevuto da parte di catene, grandi catene. Sì, poi qui lancio una a favore sua. Io dico, ma nei centri commerciali, poi, tanti, anche a me non piace, però poi la gente ci va, cioè siamo noi che andiamo nei centri commerciali, cioè per non aver successo il centro commerciale basta non andarci, andare nei negozi piccoli, ma tutti vanno nei centri commerciali perché ci sono manifestazioni, ci sono eventi, si può passare una domenica e quindi non è responsabilità, siamo noi che ci andiamo, questo, ma lo dico a tutti, non solo a Mira, è una cosa... Sa cosa diciamo noi? Che fare politica è anche quando il supermercato si sceglie che prodotto prendere, da quanti chilometri proviene, quali ingredienti ha dentro, come è confezionato, se la confezione è facilmente riciclabile. Ognuno di noi fa un sacco di politica ogni giorno e questo che lei ha fatto è un esempio perfetto. Io posso decidere dove comprare. Infatti probabilmente quella lamentela era magari di qualche piccolo commerciante che si sente giustamente minacciato da questo. La nostra parte però l'abbiamo fatta in questo. A Mira abbiamo ricevuto, dicevo, 3-4 offerte diverse di catene, grandi catene, che volevano aprire da noi. Noi non abbiamo messo a disposizione i terreni comunali richiesti e quindi in questo abbiamo difeso i commercianti, ma loro non lo sanno, non è neanche necessario che lo sappiano. Si è reso le ire di qualche paronta. Non siamo abbastanza importanti da farli arrabbiare, però magari... lei lo sa che la grande comunicazione arriva come delle ganasce e prende il terreno a furor di popolo, a furor di soldi, a furor di tant'altro. Dunque è stato bravo a rifiutarli. No, ci mancherebbe. C'è Michele al telefono, Prego. Poi ci ritorniamo. Michele, pronto, buonasera, da dove chiama? Immagino anche lei da Mira. Certo, buonasera, chiamo da Mira. Volevo porre una domanda al sindaco, che tra l'altro mi complimento con lui, è anche stato da me votato. Io abito in una zona di Mira, Valmarana precisamente, di fronte appunto a questa via c'è il canale navigabile La Brenta e c'è un ponte girevole che attualmente è fuori uso per quanto riguarda il passaggio delle auto, è solamente aperto per il passaggio pedonale e questo ponte attualmente non è in uso perché ha qualche problema, deve essere ristrutturato o comunque insomma ci sono dei lavori di ripristino da fare e nel momento in cui è stato chiuso un po' di mesi fa era stato esposto un cartello molto generico in cui si avvertiva la cittadinanza che al più presto i lavori sarebbero iniziati e si riservavano comunque di comunicare delle date di inizio e fine lavori. Ora il cartello è sparito e nessuno ha mai più comunicato niente e il ponte non è in uso e quindi approfitto di questa sua apparizione pubblica per fare una domanda pubblica quando inizieranno i lavori e quando questo ponte sarà ancora recuperato e ripristinato e aperto per il passaggio delle auto. Grazie signor Michele, prego sindaco. Rispondo subito e poi allargo. Certo. Allora, abbiamo fatto 2 settimane fa un incontro con i comitati rappresentanti dei cittadini che dovrebbero passare parola e li ho sentiti anche questa mattina, il signor Evaldi è uno dei commercianti della zona di via Valmarana, proprio di fronte al Ponte. Io posso dire quando finiranno i lavori, cioè la dirigente ci ha assicurato che entro quest'anno loro avranno risistemato la passerella Ponte rendendola praticabile e per il traffico pedonale e per quello delle auto. Devo anche fare un atto di trasparenza su questo, cioè l'intervento che faremo è dovuto al fatto che diciamo, un tecnico ci ha dichiarato fuori norma questo ponte che è lì da 30 anni e non è cambiato diciamo, nel frattempo tranne l'ordinaria usura perché ha un flusso promiscuo di auto e di persone, insomma di pedoni. Ecco, mentre credevamo fosse sufficiente mettere un cartello con scritto magari area pedonale, veicoli a passo d'uomo, una cosa del genere, il codice della strada ci costringe a spendere qualcosa come 40.000 euro per mettere 2 apparati semaforici ai 2 capi in maniera tale che il pedone possa chiamare il proprio passaggio, mettere il rosso alle auto e transitare una passerella che sarà lunga, non so, 15 metri, quindi un'assurdità e uno spreco di denaro. Però per riaprirlo a norma tanto dobbiamo fare e tanto faremo.
Verrà anche inclusa una rete di Anche qui protezione. le chiedo in che tempi, Entro l'anno sarà concluso e riaperto. Entro l'anno 2016. Sì, entro il 2016. No, perché noi facciamo il nodo al fazzoletto, è come striscia la notizia. Io riporto quello che mi ha assicurato anche questa mattina la nostra dirigente tecnica e quindi su quello puntiamo e quello ci è stato assicurato e quindi questo io comunico. Poi però completo l'informazione perché è giusto che sia così. Allora Mira è un caso unico nel Veneto e ci dicono forse a livello nazionale, proprio per la questione dei ponti. Mira ha 7 diversi ponti e passerelle mobili, più una serie di altri manufatti, di cui paga direttamente il comune, quindi i cittadini di Mira, movimentazione e manutenzione. Solo questo sono 300.000 euro all'anno, più gli interventi straordinari, che solo quest'anno sono 200-250.000 euro. Quindi noi quest'anno siamo oltre il $500.000 di euro solo per i ponti. È un caso unico negli altri comuni. Ma per quale motivo la manutenzione così tanti soldi? Beh, perché i ponti sono vecchissimi e andrebbero rifatti assolutamente, e negli altri comuni questa movimentazione, questa cosa è data a enti superiori, la città metropolitana o la regione, a seconda di cos'è. Certo. Mira no, ce li ha comunali. E non sto a parlare, addirittura le cause risalgono a un regio decreto, per cui non annoio le persone. Abbiamo interessato la regione e io qui vi chiedo aiuto perché io prendo impegni, ma rendo anche conto degli impegni che altri hanno preso. L'assessore regionale, che è stata disponibilissima e gentilissima, De Berti, ci ha ricevuti e con il loro funzionario, il dottor Fasiol, l'ingegner Fasiol, ci ha assicurato che premerà per una modifica normativa per strappare Mira a questa assurdità unica che non può più sostenere, ecco, e permettere che riceviamo un minimo di aiuto finanziario. Nel vedere le immagini prima della pubblicità, è pulito quel fiume che abbiamo visto che passa in mezzo a Mira, che eccolo qui. No, non è per niente, cioè pulito in senso magari estetico, magari è relativamente pulito. Il problema però è che non è pulito come dovrebbe essere un fiume, cioè noi abbiamo bisogno della sicurezza idraulica. Quei fiumi vanno scavati, quei canali vanno scavati, pochi metri più in là rispetto all'ambito che ha ripreso. Lei potrebbe notare una massa impressionante di vegetazione con fiori gialli che blocca. E quindi non ci sono i soldi per farlo? Però lì non siamo noi, lì è il genio che dovrebbe intervenire. Il genio, immagino, come noi abbia una grande ristrettezza di risorse, ma quando parliamo di sicurezza idraulica noi parliamo di quello. Noi abbiamo corsi d'acqua che sono semi-ostruiti. È inutile pensare a mega opere da 500 milioni di euro che ogni tanto si sentono vaneggiare in regione, quando lì bisognerebbe scavare il canale. E perché non si sistema, sindaco? Io lo chiedo, lei il sindaco può far pressione perché ciò avvenga? Abbiamo scritto, abbiamo parlato, abbiamo fatto incontri, abbiamo creato addirittura conferenze nel territorio invitando esperti, abbiamo sollecitato in ogni forma. L'unica risposta che io mi so dare, il motivo per cui non viene fatto, è una competenza regionale, è perché io credo ci sia veramente una grande scarsità di risorse. Però nelle priorità, devo dire, io le sposterei da altrove e le metterei lì, perché lì quando piove noi la differenza la vediamo e tremano i polsi alcune notti quando vediamo i livelli dell'acqua. È vero, io non capisco perché delle volte poi se succede la disgrazia bisogna spenderne molti di più per rimediare alla disgrazia, per non aver pulito. Già spendiamo molto sulla sicurezza idraulica di nostra competenza, però lì potrebbe insistere ancora di più anche rincatenandosi davanti alla regione. Io cerco e uso dei termini un po' esagerati, sì, però per far capire che il sindaco ne è anche responsabile di queste cose. Poi se primo responsabile della sicurezza. Sì. Andiamo in pubblicità tra poco.